Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo gameplay di Cities XL 2012 che mi è stato richiesto sostanzialmente da Pop Kobe 10 e quindi oggi vi illustrerò una nuova partita di questo nuovo game. È sempre dal carattere gestionale, come potete vedere qui abbiamo il nostro mondo dove dobbiamo scegliere una città, un terreno dove iniziare ad edificare la nostra città. Allora, io direi di iniziare su un terreno abbastanza facile per illustrarvi quindi tutte le funzionalità del game. Vediamo. Pianure fluviali. Un fiume possente si è scavato un letto in quella che oggi è una grande pianura circondata dalle colline. Potete vedere che le risorse presenti sono 4. Risorse, chiamiamole risorse, petrolio, acqua, aree fertili e vacanze. Abbiamo abbastanza aree fertili, quindi ottimo per la coltivazione. Chiamiamo la città. Aspettate, Edward. Non mi fa mettere. Vabbè. Non mi faceva mettere l'apostrofo. Vabbè, comunque. Mettiamo strade americane strade americane e scegliamoci la nostra città. Perfetto. Praticamente è sempre un gioco dal carattere gestionale dove dobbiamo costruire la nostra città, far arrivare i cittadini, completare diverse quest e quindi dar vita a una vera e propria industria all'interno. Quindi, eccoci all'interno della nostra città e praticamente potete vedere che questa è la nostra mappa dove dobbiamo andare a costruire pian pianino. Questo è il fiume di cui ci parlavano, perfetto. E praticamente iniziano ad arrivare i primi consigli. Costruisci un collegamento stradale, una strada che unisca i margini della mappa con la nostra città. Quindi scegliamoci un punto. Ecco, e iniziamo a costruire le strade. Sulla sinistra potete vedere questa barra degli strumenti dove vi sono le diverse tipologie di costruzioni. Andiamo sul trasporto, selezioniamo le strade e creiamo una strada che può trasportare massimo 60 auto al minuto e la colleghiamo con le aree che ci ha mostrato la nostra missione. Perfetto, seleziona la strada e poi sulla fine ai margini. Perfetto, quello che abbiamo fatto. Clic per confermare. A breve la costruiranno. Ecco, potete vedere la nostra bella strada. Il municipio è essenziale per il funzionamento della città perché è da dove parte tutto, quindi andiamo su servizi cittadini, municipio, costo di costruzione 1500 crediti, questi sono i crediti che abbiamo, denaro disponibile 398 mila dollari circa. E vediamo un po' che il municipio praticamente dov'era. Ecco, costa mensilmente 500 crediti. Il municipio quindi richiede lavoratori generici e specializzati. Come dovete sapere, all'interno della nostra cittadina potranno arrivare operai generici, quelli di fascia bassa, operai specializzati di una fascia media, dirigenti di una fascia alta ed elite una fascia oltre la fascia alta. Quindi intanto iniziamo a piazzare il nostro municipio qui, perfetto, e inizieranno a costruirlo. Eccolo qua, vedete? Sta per essere edificato. Eccolo qui. Eccolo, vediamo. Ecco qui il nostro municipio. Cliccando al di sopra potete vedere che il livello di attività per ora è 0%, costa 320 crediti al mese, ci servono operai specializzati, operai generici. Quindi inizialmente iniziamo a creare in tutte le partite. Appena inizierete dovrete creare un qualcosa che come possiamo dire, concede ai cittadini dei servizi, quindi in questo caso elettricità, acqua, carburante, rifiuti, eccetera. Quindi posizioniamolo accanto al municipio, anzi no, accanto al municipio, un po' più distante. Perfetto, e quindi qua i cittadini si potranno regare una sorta di distributore di risorse. E quindi iniziamo a creare le nostre abitazioni, andiamo nel settore abitazioni, ogni settore fa arrivare cittadini di diversa tipologia e ogni, come possiamo dire, tipologia contiene altre tre tipologie, ma bassa, media e alta densità, che fa arrivare più cittadini a seconda della densità che selezioniamo e a sua volta verranno costruiti edifici sempre migliori andando avanti. Quindi potete vedere che abbiamo quattro modalità di costruire le abitazioni, o secondo una retta, come potete vedere, seguendo questa retta, oppure possiamo anche creare una singola area residenziale, così ne creo una per esempio, perfetto, e a breve qui quindi verrà costruita la casa, ecco, anzi le case, e il simbolo dell'omino significherà che arriveranno persone. Possiamo anche creare un'area residenziale libera selezionando quindi una strada
creando quindi questa sorta di rettangolo, eccolo, e qui all'interno verranno costruite le case anche per fare più veloce, quindi riuscire a costruire più case velocemente. Oppure c'è la classica area residenziale quadrata, quindi andrete a selezionare un quadrato, come dice, e potete creare diverse abitazioni, sempre molto più velocemente. Le aree vengono disposte quindi a quadrato, come potete vedere, ma io direi di soffermarci sull'area residenziale libera, senza nessun limite. Quindi selezioniamo e creiamo la nostra area residenziale. Perfetto, quindi servono negozi perché tutti i cittadini, come ben sapete, hanno bisogno di acquistare cibo. Quindi andiamo sul settore commercio, selezioniamo attività commerciali di bassa densità e lo stesso discorso vale anche per i negozi, e quindi andiamo a costruirli in una località vicina alle case, in modo che possano rifornirsi di cibo tutti i cittadini. Ecco qui. Perfetto, quindi qui verranno costruiti dei centri commerciali, vediamo che c'è qui un fruttivendolo, ecco. Praticamente se clicchiamo al di sopra di un'attività potrete vedere che i cittadini al suo interno iniziano a la soddisfazione dell'edificio. Per esempio i cittadini molto soddisfatti in questa attività, ancora non ce ne sono pochi perché ha aperto da poco. I cittadini soddisfatti, non molto soddisfatti e insoddisfatti. Quindi intanto dobbiamo iniziare a creare anche qualcosa che ci faccia entrare qualcosa nelle casse dello Stato, della città. Quindi intanto andiamo sull'industria, che è ottima quindi per sviluppare la nostra economia. Selezioniamo industria pesante, come ci dice la quest, e andiamo a selezionare bassa densità. Intanto costruiamo una strada e posizioniamola al di fuori della nostra cittadina, perché può causare quindi inquinamento alla città e quindi problemi. Selezioniamo una strada normale. Perfetto. Mettiamola qui, in questa zona, un po' più lontana dalla nostra cittadina. Andiamo a prendere la nostra industria pesante. Selezioniamo un'area abbastanza grande. Perfetto, quindi all'interno di questo quadrato verranno sviluppate delle industrie, quindi servono più abitazioni per operai specializzati perché stiamo andando a costruire il lavoro, come potete vedere fonderia, eccetera. Un'industria del genere può causare effetti negativi come l'inquinamento dell'aria, ma può anche vendere risorse di industria pesante e acquistare carburante e servizi uffici, che sono due risorse che servono per far andare avanti questa attività. Servono operai generici e quindi andiamo a creare altre abitazioni per gli operai generici. Clicchiamo sempre sull'icono delle abitazioni, area residenziale libera, e andiamo a costruirle. Vediamo, sì. Perfetto, quindi costruendo queste abitazioni inizieranno ad arrivare sempre più cittadini nella città e quindi andremo a soddisfare i bisogni della nostra città. Ecco, perfetto. Creiamone ancora. Perfetto. Ottima qualità dell'ambiente, i cittadini sono felici dell'aria pura, continuate ad ascoltarli, il segreto del successo. Perfetto, sulla destra potete vedere quest'altra interfaccia, la popolazione, il benessere, operai generici, operai specializzati, dirigenti ed elite. La soddisfazione riguardante i servizi pubblici, servizi sanitari, istruzione, sicurezza, servizi antincendio, negozi e servizi ricreativi. Siamo riusciti ad arrivare a 200 abitanti, poi potete vedere l'economia della città, le icone, i lavori, i posti vacanti, il profitto, i carghi e i passeggeri, l'ambiente, i punti di interesse, l'inquinamento acustico, l'inquinamento dell'aria, le risorse che ci sono all'interno della nostra piccola mappa, e il trasporto, perché ci sono vari tipi di trasporto. Come potete vedere c'è un grande discorso da fare sul trasporto, però i cittadini si muovono normalmente tramite la macchina, però appena le strade diventano più trafficate possono essere modificate tramite delle migliorie con 4 corsie per esempio a doppio senso o a senso unico, oppure costruendo metropolitane, oppure in luoghi dove riescono a prendere un autobus per arrivare in diversi centri, in diversi luoghi nella città. Quindi servono adesso operai specializzati, perché mi sembra che all'interno delle industrie
anzi no, dove era? Serviva da qualche parte operai specializzati, sì, all'interno del municipio, quindi andiamo a selezionare operai specializzati nelle abitazioni, area residenziale libera e iniziamo a costruire. Come potete vedere adesso, anzi vedrete, che le abitazioni per gli operai specializzati sono migliori di quelle degli operai generici, infatti sono case nettamente più belle da vedere in confronto a quelle degli operai generici. Intanto andiamo a vedere se abbiamo sbloccato qualche altra costruzione, ma a quanto pare no. Pian piano che andremo a sbloccare nuove quest, praticamente guadagneremo dei punti che con questi riusciremo a guadagnare nuovi risultati, quindi nuovi edifici da sbloccare. Potete vedere che aprendo il pannello della popolazione ci sono l'84% dei cittadini operai generici, hanno occupato al 100% le case, non c'è immigrazione, lavori disponibili 0, disoccupazione al 43%. Potete vedere anche che gli operai specializzati stanno aumentando all'interno della città. Qui avete un resoconto quindi totale della nostra popolazione. La soddisfazione, servizi, ambiente, lavori e costo globale, le tasse e gli operai specializzati a sua volta la stessa cosa, il lavoro, come potete vedere le industrie che sono disponibili, i servizi e quindi l'ambiente. Allora, intanto andiamo a vedere il nostro bilancio, è positivo, questo è l'icona del flusso della cassa che sta praticamente aumentando grazie agli introiti provenienti, salvataggio, sì, provenienti dalle aziende. Le uscite, come potete vedere, sono caratterizzate in queste icone, eccole qui. Potete vedere il trasporto 346 e i servizi $1000. Invece possiamo vedere che possiamo anche controllare le aziende più proficue, i più costosi. Più proficue sono la fonderia. Se clicchiamo vai possiamo controllare qual è la migliore, possiamo controllarla più da vicino. Possiamo anche vedere i prestiti, la sezione prestiti, possiamo attuare un prestito secondo della quantità piccolo, normale, enorme, la restituzione, possiamo attivarlo tramite questo pulsante, ma per ora non ne abbiamo bisogno perché abbiamo abbastanza monete. Inoltre potete vedere qui in alto le fabbriche, un buon risultato, continua così, la soddisfazione generale al 100%. Gli uffici, gli alberghi e i commerci. Ancora non abbiamo costruito né uffici né alberghi, ma andremo sicuramente a costruirli. Quindi andiamo a costruire quindi una nuova area, un'area agricola, industria degli alimenti. Vediamo dov'è l'area più favorevole. Perfetto, ci siamo posizionati proprio in un ottimo posto. Va bene, rivediamo, riusciamo a costruire una strada. Questa volta costruiamo un altro tipo di strada. Costruiamo una strada un po' mal tenuta, perché porterà all'interno quindi di un'area agricola, non c'è bisogno di spendere molti soldi quindi in strade, eccola. E andiamo quindi a posizionare le nostre industrie agricole. Vediamo se ci siamo riusciti. Sì, perfetto. Andiamo quindi a creare un allevamento, selezioniamolo e iniziamo a crearlo. Dobbiamo soddisfare un campo abbastanza grande, infatti vedete a destra campo troppo piccolo, dimensione area edificabile, perfetto. Troppo grande, 100%, dobbiamo metterlo bene. Perfetto, 100% e vai. All'interno verranno allevati quindi bovini, quindi un allevamento vero e proprio. Ci servono operai generici, quindi ecco, stanno entrando all'interno dei posti di lavoro disponibili. E io direi di costruire anche un frutteto, sempre all'interno di quest'area. Un frutteto, andiamo a costruirlo. Un po' troppo piccolo. Perfetto, va bene. Come potete vedere questi edifici che ho costruito ci serviranno per aumentare la nostra capacità di esportazione, che è arrivata a $1389. Quindi perfetto, abbiamo dato vita alla nostra città, ma sicuramente non è finita qui, perché vi illustrerò altre funzionalità di questo game nel video successivo. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti da Edward Van Helgen.